Quando smetterò con l'art mi dedicherò solo alla pittura. La pornostar veneziana Vittoria Risi si racconta ai nostri microfoni e si prepara ad interpretare dal vivo La nuda del Giorgione, critiche dal comune. La scelta della sua prossima esibizione senza veli a fianco della nuda del Giorgione in Mostra Venezia ha già fatto infuriare il comune, ma lei, Vittoria Risi, pornostar che ama la pittura, è decisa ad andare avanti e ci racconta perché nel prossimo servizio. Mi fa ulteriormente esibire in maniera non nei luoghi, nei posti dove di solito mi esibisco. Dai palcoscenici e dalle cineprese 8 al culto dell'arte con la A maiuscola. Mondi troppo distanti? Non ditelo a Vittorio Sgarbi, non ditelo soprattutto a Vittoria Risi, la pornostar di Pellestrina pronta al tableau vivant che fa rivivere la nuda del Giorgione. Nudo dal vero accanto al capolavoro del pittore, e poco importa se la scelta fa infuriare il comune e l'assessore alla cultura Tiziana Agostini che lancia lo strale. No, lo sfruttamento del corpo femminile che prende a pretesto l'arte per farsi pubblicità. Il nudo nell'arte è ben diverso dall'osceno. Lei, la bionda star delle pellicole hard, è di diverso parere. Penso che se una persona ha determinate caratteristiche lo riesca a fare, nel senso cerca di essere un artista anche magari nella mia professione, magari cerco anche negli spettacoli che faccio di avvicinarmi il più possibile ricercando delle musiche o dei costumi che siano più riportati alla storia anche del teatro. Un curriculum che parla di Accademia delle Belle Arti prima di diventare agente immobiliare e successivamente scoprire il fascino dell'hard. E tuttora continua a dipingere. Di fronte all'ipotesi di far rivivere la nuda di Giorgione, l'emozione c'è. Tutta questa storicità, questo stare della storia, io invece lo dovrò rappresentare nel fatto di essere viva davanti alle persone. Decisa a non abbandonare l'arte, quando i palcoscenici o i set la stuferanno, vorrà vivere appieno il suo sogno. E quando non farò più l'attrice hard, sarà solo la pittura la mia fonte di vita.